Eder. Mech. Pallister. La mattina del 14 dicembre, come ormai tutti sappiamo, Liliana dirà di dover andare al centro Wind. La cosa sospetta è che non ha detto a Claudio questo il giorno prima. Evidentemente ha ricevuto questa informazione quella stessa mattina. Io ho sempre sostenuto che Sebastiano, prima di uscire, cosa che farà poco prima delle 8, abbia detto a Liliana ci vediamo in centro verso la Wind. Ed effettivamente è lo stesso Sebastiano a dirci che ha detto che sarebbe andato in centro. La cosa strana è che però lui in realtà non va in centro subito, perché prima va a Opicina e Cattinara, ma poi va in centro. E allora, dopo aver visto questa super imbarcazione con 3 alberi che secondo Sterpin nasconde una base NATO, partiamo proprio da questo aspetto misterioso della vicenda. La mattina ci siamo alzati, lei si è alzata prima perché ha fatto il bucato e poi ha messo a asciugare. Dopodiché mi ha chiamato che era pronta la colazione, mi sono alzato e praticamente abbiamo fatto colazione. Dopodiché ho detto che avevo intenzione di andare giù in città, ho detto che avevo intenzione di andare giù in città, ho detto che avevo intenzione di andare giù in città, ho detto che avevo intenzione di andare giù in città, volevo provare una GoPro. Sono andato in città, ho tirato fuori la bici dalla macchina, ho fatto un po' di costiera, sono andato su tutto questo altopiano carsico, è fantastico. Sì. Poi sono tornato giù in bicicletta qua in casa, perché qua sopra da noi, giù c'è la città e qua sopra c'è l'altopiano carsico. Sono venuto qua, mangio qualcosa, vado giù in città che avevo parcheggiato la macchina vicino Barcola, praticamente metto la bici dentro e vengo a casa. Chi si è abituato al Sebastiano titubante dovrebbe rivederlo in azione il 22 dicembre, frasi fluide e decise, proprio un'altra persona sotto tutti i punti di vista, e ci dà questa informazione. Ha detto che sarebbe andato giù in centro a Liliana e probabilmente ha semplicemente aggiunto una ragione per la quale avrebbero dovuto vedersi dalle parti della Wind, e lì poi è successo quello che è successo. È lo stesso Sebastiano a dircelo. E siamo qui a Barcola perché c'è anche il mistero di dove Sebastiano abbia posteggiato quel giorno l'auto. Fuori dall'egregio studio laboratorio di via Casimiro Donadoni è molto difficile trovare il posteggio e io stesso 2 volte ho dovuto posteggiare in doppia fila, per cui è un po' più difficile che l'abbia lasciata lì. Invece, come ci dice lui, può tranquillamente averla lasciata a Barcola. E qui siamo proprio a Barcola, e questo è un punto strategico perché, come già vi avevo detto nel video girato a gennaio-febbraio 22 a Trieste, da qua si può arrivare, o qui si può arrivare con facilità da Piazzale Gioberti, essendo i 2 posti direttamente collegati da questo autobus di linea che vedete passare adesso. C'è però da fare una considerazione: se Sebastiano non ha detto di andare alla Wind a Liliana il giorno prima in modo tale che non lo sapesse nessuno, ha rischiato tantissimo che Liliana alle 8:22 lo dicesse a Claudio. Come mai è accaduto ciò? Forse Sebastiano non pensava che quella mattina lei e Claudio si sarebbero sentiti? È probabile che Sebastiano l'abbia messa giù in modo tale che Liliana non si è sentita di parlarne con Claudio Sterpin, quantomeno subito, perché poi in realtà lui ha detto dopo ne parliamo. Concludiamo questo viaggio a Trieste parlando del famoso incidente devastante occorso a Piergiorgio. Servivano 10 carrattrezzi, ma Sebastiano riuscì a risolvere quel problema usando il lucchetto di una bici.
Come vedete la distanza non è indifferente, ci vogliono ben 33 minuti per percorrere i 37 chilometri che separano Sebastiano Visintin dal figlio e riuscire così a salvarlo da questa voragine che lo ha inghiottito dalle parti del lago di Doberdò. No vado de qua, no resto de là. Se troppo freddo, se troppo calore, no bevo fin, ma l'acqua me fa. E dopo me l'agno che comanda cor. El Bastian contrario de Sestes. Sebastian contrario de Sestes. Non faccio così, non faccio così. Se tutti matti, ma mi non son san. Se dico sì, sì e no in realtà. E invece di andare, mi torno nel piano. Assolutamente no. Sebastian contrario de Sestes. Assolutamente no. Mentre vediamo i momenti più importanti del nostro avvicinamento a Doberdò, facciamo un attimo il punto delle indagini. La riapertura dell'indagine con l'ipotesi di omicidio volontario ha riportato al centro il perimetro tecnico-scientifico. L'unico indagato è il marito, Sebastiano Visintin. La procura ha rimesso mano ai reperti con un pacchetto di accertamenti coordinati che coinvolge genetica, DNA e profili minimi, merceologia, fibre e materiali, dattiloscopia, impronte, chimico-fisica, tracce su plastiche e tessuti e filoni specialistici come palinologia, entomologia e microbiologia post-mortale. Il cantiere principale è ad Ancona, dove si è ripartiti dalla giacca trovata addosso al corpo per repertare fibre estranee all'indumento, verificare eventuali profili biologici residui. L'incarico è in mano a un'equipe universitaria con le parti presenti o collegate. Uno dei nodi materiali è rappresentato dai sacchi neri che avvolgevano busto e arti. Due elementi hanno orientato le nuove verifiche: l'assenza di impronte papigliari della vittima sui sacchi e la cosiddetta impronta guantata, che alla luce dei test comparativi è stata ricondotta alla trama dei jeans indossati da Liliana. In pratica, quel segno regolare non sarebbe il disegno di un guanto esterno, ma la pressione interna e prolungata del tessuto denim contro la plastica in condizioni ambientali compatibili con umidità e cicli di gelo-disgelo. Questo sposta il focus dalle mani di un ipotetico terzo alla sequenza e alla dinamica dell'imbustamento. Chi ha messo i sacchi? Quando, in quale ordine e con quali interazioni fisiche tra abiti e plastica. Il quadro temporale della morte resta la frattura interpretativa più rilevante. Le primissime valutazioni collocavano il decesso entro 48-72 ore dal ritrovamento. La perizia collegiale consegnata nel 2025 dall'equipe medico-legale guidata da Cristina Cattaneo ha invece sostenuto che la donna sia morta il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa, per una forma di asfissia meccanica indotta da terzi, senza riscontri tecnici a supporto dell'ipotesi suicidaria. Proprio per chiudere il divario temporale, le nuove attività prevedono approfondimenti su peli e microtracce repertati su sacchi, indumenti e aree sensibili, per risalire a eventuali soggetti terzi o escludere contaminazioni. È un lavoro microbiologico sul tanatomicrobiome per affinare l'intervallo post-mortale con parametri più solidi. Sul tavolo c'è anche il capitolo conservazione del corpo.
È stato avviato un protocollo comparativo su casi campione con congelamento-scongelamento per cercare marker istologici e microstrutturali univoci, alterazioni dei tessuti molli, pattern dei liquidi, microfratture da ghiaccio, impronte ematologiche anomale. Se tali marker non fossero riscontrati nei prelievi della vittima, l'ipotesi del congelamento si indebolirebbe. Se invece comparissero, bisognerebbe spiegare dove e per quanto tempo il corpo sia stato conservato. In parallelo, la lettura palinologica ed entomologica, pollini e microfauna artropoda, serve a testare la compatibilità tra lo scenario del ritrovamento e la traiettoria cadaverica. Una coerenza piena rafforza la permanenza in loco. Divergenze sistematiche obbligherebbero a ipotizzare uno spostamento. Un capitolo a sé è la Digital Forensics. La verifica su smartphone, backup e supporti collegati alla coppia punta a ricostruire orari, celle, geodati e interazioni, tentando dove possibile il recupero di dati cancellati. Anche elementi apparentemente neutri, come la formattazione di un action cam a distanza di tempo, possono diventare significativi quando incrociati con eventi processuali, perché illuminano buchi temporali, confermano o smentiscono presenze e riallineano cronologie che oggi restano controverse. Cosa attendersi dalle prossime settimane di laboratorio? Primo, un affinamento della datazione del decesso, grazie all'incrocio tra microbiologia, istologia comparativa e test esterni, così da ridurre la finestra temporale e sciogliere il conflitto tra le due cronologie. Secondo, una lettura definitiva delle tracce sui sacchi, mettendo insieme assenza di impronte della vittima, impronta da genes, fibre compatibili o incompatibili, eventuali profili genetici utili. È questo l'incastro che può dire davvero qualcosa sulla sequenza dei fatti. Terzo, il contributo del digitale, perché anche un singolo metadato recuperato, un backup, un log, un frammento EXIF, può spostare gli equilibri e rafforzare o indebolire le narrative in campo. Fino a quando gli esiti non saranno consolidati, l'unico approccio corretto è tenere separati dati provati e ipotesi, evitando forzature che le evidenze ad oggi non autorizzano. Ricostruiamo però un attimo cosa accadde esattamente quella sera. Giovedì 30 dicembre 2021, la serata di Sebastiano Visintin si accende alle 19:01 con una telefonata dell'amico apicoltore Dario Visintin. Uno scambio breve di cortesia e vicinanza, in un momento in cui Liliana è già scomparsa e ogni contatto ruota attorno a quel vuoto. Più tardi, alle 21:20, arriva l'urgenza. Pier Giorgio Visintin chiama il padre perché è finito con l'auto fuori strada nella zona carsica goriziana, nel vallone che circonda Doberdò del Lago. In pochi minuti Sebastiano si muove e mentre avvia il tragitto da Trieste verso l'area dell'incidente prova a reperire una corda. Alle 21:28 contatta Gabriella, che vive con lui. Alle 21:42 chiama Arturo in Carnia. I due resteranno in contatto anche nei minuti successivi. Il percorso di Sebastiano, scandito dagli spostamenti noti di quella sera, attraversa il Carso, da Padriciano a Duino, da poi Palchisce e quindi l'area di Doberdò del Lago, dove deve raggiungere Pier Giorgio. Lì, senza farsi fermare dall'assenza di una corda tradizionale, mette mano a ciò che ha. Utilizza un lucchetto cavo da bicicletta come imbrago di fortuna per trainare e liberare l'auto del figlio dall'affossamento a bordo strada. È una soluzione di emergenza rapida e concreta, che funziona e consente di rimettere in carreggiata il mezzo e chiudere l'imprevisto. Terminato il soccorso, Sebastiano torna a sentire Dario Visintin. La serata, iniziata con quel contatto dell'apicoltore e proseguita con la chiamata di Pier Giorgio, la ricerca della corda e la corsa attraverso il Carso fino a Doberdò, si chiude così. Con l'auto liberata grazie al lucchetto da bici e un nuovo scambio con Dario dopo l'intervento, nell'epilogo di una manciata d'ore che resteranno centrali nella ricostruzione dei giorni precedenti al ritrovamento. Telefona Sebastiano a me e dice: avete un cavo, una corda? Devo parare sto qua perché la prima roba che dici, ma che no, insomma di sera sì, dico, ma a che ora? esattamente non lo so, io credo intorno Dopo alle le 9 di sera. No, però Vabbè, era già buio comunque. sì, e gli dico siamo proprio già. E dice perché mio figlio è rimasto impantanato, è uscito come di strada e la ruota è andata a incanalarsi, sa della strada, non so bene. Una cunetta? Dove appunto c'è il
dislivello, è rimasto impantanato là. E fa lui, chiama il carrozzi perché ormai non si può più tirare, perché poi ci sono guai, fra virgolette, amministrativi, burocratici con la polizia. Non si può trainare un veicolo. No. E poi dico, scusa, ma tu che hai la macchina che è un'officina non hai una corda? Chiudiamo. Più tardi mi chiama o lo chiamo, onestamente non ricordo, l'amico della Carnia, e mi dice la stessa cosa, che Sebastiano ha telefonato anche a lui. Che poi, onestamente, col senno di poi, tipo il giorno dopo, mi chiede: ma cosa telefona ancora a me, perché siamo qua, magari dici andiamo insieme. Ma quello della Carnia cosa può fare? È lontano geograficamente. Ma poi dico, lui mi dice che questo è successo sul vallone di Gorizia. Lui è goriziano, ha tanti amici a Gorizia, chi chiami? Presumo quello che sta più vicino. E noi siamo sorpresi da questa sua richiesta, come anche la richiesta all'amico della Carnia. E sembrava, non so, come se lui avesse voluto dire a noi che quella sera lui sarebbe uscito evidentemente dalla sua abitazione, che non fosse in zona, non so. Comunque ha un impegno il 30 di dicembre, sì, al buio della sera, di sera, no? certo. Con il figlio. Esatto, evidentemente con il figlio. No, poi evidentemente lo dice con il figlio, perché il figlio è andato fuori strada. Lui dice proprio questo. Come vedete, chiaramente un posto molto buio dove non si può nemmeno finire giù con la macchina, perché non c'è la possibilità di scendere, oppure si scende del tutto e si cappotta, non c'è la via di mezzo. È un momento determinante, perché se davvero il corpo di Diana nell'ex OPP è stato messo poco prima del ritrovamento e quindi non è stato già dal 14, significa che questa sera avviene lo spostamento. Oltretutto, da queste ore in poi il cane di Nadia Belen inizierà a fiutare qualcosa di sospetto nel parco. Abbiamo effettuato il tragitto da via Verrocchio numero 2 fino al punto in cui Pier Giorgio si impantana o si autodistrugge con l'auto in circa 33 minuti e abbiamo percorso, come detto, 37 km. È assolutamente assurdo il fatto che Sebastiano si senta però 2 volte con Dario Visintin quel giorno e non chieda a lui di avvicinarsi, lui che rispetto al punto dell'incidente si trova solo a 13 minuti e a 10 km di distanza, quindi 1/3 della distanza di Sebastiano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.